Cercasi medici quasi disperatamente. Non è un'ipotesi, ma un dato di fatto che in Veneto nei prossimi 5 anni mancheranno circa 300 medici ospedalieri. Tra chi va in pensione e chi decide di mollare la spugna di un lavoro sempre più frenetico a scapito alle volte della qualità del servizio. Un anestesista di Verona ha deciso di accettare un incarico a Trento e il primario di pediatria di Campo San Piero si è dimesso. Di fronte a questi due casi serpeggiano molti mugugni in corsia tra i medici. Turni di troppe ore e sovraccarico di lavoro non vanno d'accordo con garanzia della salute dei pazienti. Come si risolve? Lo stato dell'arte è che noi auspichiamo che a brevissimo ci sia l'autonomia per il Veneto, in maniera tale che al di là di quelle che sono le gestioni che spesso e volentieri vengono fatte dal MIUR, perché ricordiamoci che il numero di borse di studio viene destinato dal MIUR, invece che essere definito dalla Regione del Veneto o dalle regioni in generale. Perché noi, ai sensi del titolo quinto, abbiamo in mano la gestione della sanità, quindi dovremmo essere anche titolari di definire il numero dei medici, cosa che ad oggi non avviene. Potrà avvenire con l'autonomia, quindi con l'autonomia si potranno fare passi avanti e di conseguenza aumentare quelle che sono le borse di studio e avere un numero necessario e sufficiente di medici presso le nostre strutture ospedaliere piuttosto che distrettuali per gestire la sanità nella maniera più corretta possibile. Ma nel frattempo l'autonomia, per quanto tempi celeri, ieri è stata la conferma di Zaia e del ministro Stefani, prima del 2019-2020 non ci sarà, però nei prossimi anni andranno in pensione parecchie unità. Come risolvere questa idea appunto del medico in affitto? È una boutade? Ma no, allora il medico in affitto, quello che viene fra virgolette volgarmente chiamato medico in affitto, che sono medici che arrivano da cooperative e vengono destinati ai vari reparti dove urge ed è necessario avere medici, noi lo possiamo bypassare e l'abbiamo scritto ancora nel 2014 nel patto della salute attraverso l'articolo 22 appunto di questo patto, dove è previsto che una volta che i medici si sono laureati e abilitati possono arrivare direttamente alle nostre strutture ospedaliere e sotto la guida del primario essere già operativi. Ai vari livelli naturalmente, con compiti affidati in funzione delle loro specialità e della loro specializzazione da parte del primario, ma però avere un medico nel reparto, cosa che non avviene adesso. Adesso avviene dopo 4 anni, dopo la specialità, quindi noi abbiamo i medici in reparto invece che a 26 anni a 30-31 anni. È leggermente diverso. Quanti ne mancheranno, ne mancherebbero secondo lei? Ha un report? Ma allora, da uno studio che abbiamo fatto qualche tempo fa, i medici sono più di 300 quelli che mancano. Detto ciò, è un numero opinabile perché di volta in volta aumenta, con le ristrutturazioni che abbiamo fatto ultimamente, diciamo che il numero di medici può anche essere lievemente contenuto, ma non è sempre così. Detto ciò, manca una norma fondamentale che una volta si chiamava Don H-Ten, adesso ne abbiamo 2 di norme che sostanzialmente vanno a governare il personale. Il test ai costi del 2004 meno 1,4%, che sarebbe la spending review famosa di Monti, e la direttiva europea che va a destinare quelli che sono i riposi degli operatori sanitari, nella fattispecie dei medici. Manca però una norma che vada a definire reparto per reparto, letto per letto, quello che è il numero di medici, di infermieri e di OSS. Una volta c'era, adesso io credo che sia opportuno ripristinare questa norma in maniera tale che le regioni che hanno diritto di avere i medici li possano avere.